Una serata tra amici in spiaggia, trasformata in un incubo per la quindicenne residente a Dolo che ha subito violenza da tre minorenni tra i 16 e i 17 anni. Due di loro sono stati fermati e uno denunciato per concorso in violenza sessuale di gruppo ai danni della ragazzina. Nella notte di Ferragosto, tra sabato e domenica, la quindicenne ha denunciato alla polizia di essere stata stuprata in spiaggia sul lungomare Trieste a Legnano Sabbia d'Oro da tre sconosciuti. La ragazzina era arrivata nella nota località balneare friulana per trascorrere le vacanze assieme ai genitori e con un gruppo di amici stava festeggiando, quando i suoi amici si sono allontanati per una quindicina di minuti per raggiungere altre due ragazze. Lei, rimasta isolata, è stata avvicinata dai tre presunti aggressori stranieri, due dei quali l'avrebbero violentata, mentre il terzo non avrebbe partecipato direttamente alla violenza. I tre minori sono stati identificati dagli uomini della questura grazie alla testimonianza della giovane, grazie alle telecamere di videosorveglianza. Stranieri, uno di nazionalità egiziana e due cittadini albanesi, si trovavano in vacanza con la comunità in cui vivono, che è una struttura della Lombardia che ospita ragazzi in difficoltà personali e familiari. La ragazza sotto shock è stata accompagnata all'ospedale di Latisana e sottoposta agli esami clinici. I tre fermati, sospettati di essere i responsabili della violenza sessuale, sono stati portati in questura a Udine per accertare e definire le responsabilità individuali.